avremmo voluto fare di più, naturalmente le risorse in assenza di uno scostamento sono quelle che sono, si è comunque proceduto in modo coraggioso, partendo da un presupposto che lo shock che ha determinato la guerra ha colpito alcuni settori ma ha avvantaggiato altri settori. Si è fatta un'operazione di carattere redistributivo, perché è giusto che non si facciano sovrapprofitti sulla guerra o sulle conseguenze. Il ministro del lavoro è convinto della bontà del decreto aiuti, un provvedimento che però non convince in toto perché è considerato insufficiente. Andrea Orlando però a Padova, proprio per incontrare il mondo delle imprese, lascia spiragli di possibili nuovi aiuti. Naturalmente se nei prossimi mesi sarà necessario valuteremo quali possono essere gli ulteriori sforzi. Intanto però credo che la risposta vada nella direzione giusta e sia un segnale tangibile per i lavoratori, per i pensionati, più in generale per tutte le persone che rischiano di trovarsi in una situazione di grande difficoltà. Il ministro ha parlato anche del caro energia che sta mettendo a dura prova le piccole e medie imprese, tessuto portante dell'economia veneta. Speriamo che sia una situazione quanto più breve possibile. Qualcosa resterà perché in ogni caso il costo dell'energia era aumentato già prima del conflitto in Ucraina. Credo che sia stato fatto. Naturalmente dobbiamo ancora fare di più, dobbiamo lavorare per aumentare la differenziazione del nostro mix energetico, in questo senso si sta operando e dobbiamo lavorare anche poi per dare una mano a chi ha un conto energetico più alto e da questo presupposto sono partiti i provvedimenti che fino a qui abbiamo portato avanti e che proseguiranno finché ce ne sarà bisogno.